Amici di Sportisidi, buonasera e buon mercoledì sera qui da Marco Genduso per commentarvi la prima sfida della Coppa Italia Serie C2 che vede scendere in campo il Palermo Futsal Club e il Real Sports con il capitano Gumbo, così come capitano Vito La Fiora in panchina. Nel frattempo si attende il fischio da parte del signor Contreras che arriva adesso e inizia anche il match con il primo tocco subito alle parti di Ciringione. Fastidio, poi c'è Franco che riceve il pallone in questo momento, c'è il taglio di Nicchia dall'altra parte, Franco però vuole puntare, poi cerca l'imbucata, palla che non passa, Nicchia ancora una volta si allarga forse un po' troppo, poi riesce anche a calciare, Scialabba mette il piede, ma che personalità questo ragazzo! L'imbucata, Fiorentino, sovrapposizione del compagno, Nicchia, la palla non va in gol, poi Gennaro è sulla linea, si chiede un tocco con il braccio, ma è l'addome di Miccolo. Anche Domino va calcio di punizione, Cali spaccata, palla sul restivo, il primo pallone della sua partita, parecchia per Cirinci, adesso sbaglia tutto, Gennaro, contropiede, può ripartire il 22, Gennaro cerca la porta, non la trova, questione veramente di pochissimo, ma fa paura il Palermo quando attacca. Pronti, pressione di Pisani, subito intercetta, può calciare verso la porta, Pisani mette dentro la Fiora! Funziona perfettamente quest'asse, Pisani inventa, la Fiora trova il gol ed è 1-0. Correttissima, la Fiora per Pisani si gira, Pisani mette ancora dentro, tocco morbidissimo verso la porta, calcio d'angolo. Calciare, Micolo se la costruisce benissimo, Cali rimane in piedi fino all'ultimo. Sesi, palla centrale, Domino, poi con rimpallo favorisce Vivarelli, poi la Fiora, dove palla di La Fiora, calcio! Dove l'ha messa? Vito La Fiora, doppietta, il capitano, sotto l'incrocio dei pali, fa 2-0, un altro gol verso la telecamera. Vivarelli per La Fiora, palla dietro verso Franco che può calciare, le finte sul testo, calcia! Cosentino, allunga poi Fiorentino. Finta ancora, Fiorentino, direttamente sulle gambe di Restino. Vivarelli, Fiorentino, intervento duro ma sul pallone, poi palla che passa, Vivarelli verso La Fiora che calcia! Vito La Fiora ne fa 3, ancora, Vito La Fiora 3 volte, 3-0. Schema. Fiorentino, taglia, cerca la porta, soltanto esterno. Che ricordiamo la gara di ritorno sarà comunque molto dura in un campo diverso rispetto a questo. Gennaro le finte, va sulla città, Gennaro mette dentro Nicchia! Gol bellissimo, l'avevamo appena detto, serviva a trovare dei gol per essere forse un pizzico più tranquilli nella gara di ritorno. Gennaro ci ha sentiti, ha realizzato anche un grande assist, Nicchia da 2 passi, fa 4-0. Fischio da parte del signor Contreras, arriva adesso con Nicchia! Non ha sbagliato, 5-0! Alessandro Nicchia fa doppietta. Adesso d'ora in poi sono tutti. Poi Gennaro la tiene in campo, salta l'uomo, Gennaro a porta vuota, Gennaro! Fa il sesto gol, 6-0, capì Gennaro? Gennaro la mette giù con il petto, sempre molto elegante. Franco, centrale, Gennaro fa un grande lavoro ancora una volta, allarga per Sujon, la controlla, Sujon mette dentro, Franco! Se la ritrova lì, 7-0. E Domino, c'è La Fiora, non si passa da capitano, che cerca anche la porta, la trova, ma va bene così. 7-0, Palermo Futsal Club vince, stravince e convince soprattutto contro il Real Sports in Coppa Italia e si riprende dopo la brutta batosta in campionato.